Rieccoci insieme cari telespettatori, come ogni venerdì siamo supportati dagli esperti dello SPI-CGIL, ma non soltanto, e questa settimana, in questa occasione, parleremo della legalità e delle mafie, purtroppo, che ormai sappiamo bene sono pervasive ovunque, anche nel nostro territorio, ma ci sono anche tante iniziative per sensibilizzare le persone, per sensibilizzare anche i più giovani, che vengono svolti dal sindacato a vario titolo, a vari livelli, con varie tipologie di interventi. Per parlare di questo, per parlare anche di una giornata che si è svolta il 21 marzo in modo particolare a Pieve di Cadore, e poi anche di tante altre iniziative che ci saranno anche in futuro a spiegare un po' questo fenomeno, noi abbiamo degli ospiti. Allora, innanzitutto siamo collegati con Silvana Fanelli, segretaria CGIL del Veneto. Grazie di essere qui con noi, segretaria. Grazie a voi e buongiorno a tutti e tutte i telespettatori. E poi vediamo se riusciamo a fare anche il collegamento con Gianfranco Quaglio, segretario organizzativo dello SPI-CGIL di Rovigo, e in corso d'opera vedremo di fare il collegamento. Intanto comunque dovevamo incominciare a far capire questo tema, a parlarne, perché ancora c'è non conoscenza, perché ormai si conosce il fenomeno, però c'è diffidenza oppure un po' di scetticismo. Sì, c'è, ma poi non è così radicato, non è un problema così sentito, non mi riguarda, insomma un po' di distacco dalla questione. Quando c'è questa presa di posizione è difficile anche far comprendere la portata. Innanzitutto, cosa è successo il 21 marzo a Pieve di Cadore? È stata una giornata importante. Sì, il 21 marzo è una giornata molto importante, siamo ormai alla 27ª edizione della giornata dell'impegno e della memoria per le vittime innocenti di mafia, istituita da Libera e poi riconosciuta dal governo, insomma dal Parlamento italiano, come una giornata di ricordo nazionale, che mette al centro proprio questo tema, memoria e impegno, che sono due elementi chiave, perché non vanno dimenticati tutti coloro che hanno perso la vita come vittime innocenti o perché hanno contrastato e combattuto la mafia, ma anche impegno e quindi anche un monito a non abbassare mai la guardia rispetto a questi fenomeni, che purtroppo sono estesi e che non sono più riconducibili solo ad alcune ambiti territoriali, ma che ormai hanno un radicamento nella nostra regione, ma anche in altre parti del nostro paese, e purtroppo si estendono anche all'estero. Quindi avere queste giornate simboliche sono molto importanti, perché mettono insieme pezzi ampi della società civile e danno una risonanza ad un fenomeno rispetto al quale, ripeto, la guardia non deve essere mai abbassata da nessuno. Soprattutto... Chiedo alla regia se sì. mette in onda intanto le slide così di supporto, perché così ci sono delle immagini che possono essere richiamare a quanto stiamo dicendo, l'impegno appunto per la legalità, questa sarà l'altra questione. Prego, prego. Sì, dicevo, soprattutto, come dicono insomma le forze dell'ordine, come dice la magistratura, come dice spessissimo anche il professor Parbonetti dell'Università di Padova, non bisogna essere distratti, perché il fenomeno riguarda tutti noi, purtroppo, e se è difficile pensare che lo azzereremo, perché insomma la delinquenza esiste da quando esiste il mondo praticamente, dobbiamo stare attenti a tutti i segnali, conoscere i fenomeni, sapere che bisogna porre attenzione. E bisogna avere il coraggio di parlarne, non essere, come dire, superficiali, non pensare che riguardi altri, perché può riguardare tutti noi. E questo è un monito che spesso ci viene proprio dalle forze dell'ordine, dai magistrati impegnati in questi fenomeni, che ancora rilevano una diffidenza a parlare di questo fenomeno. Assolutamente. Ecco, vedevamo anche nel supporto dell'immagine la domanda che viene spontanea: perché è stata scelta in modo particolare Pieve di Cadore per celebrare questo momento?
Guardi, è stata una scelta che ha compiuto, a nostro avviso, in maniera molto positiva, Libera Veneto, perché poi la manifestazione era a Napoli e contemporaneamente si sono svolte manifestazioni in tutti i territori regionali, legato, come dire, una scelta simbolica, legato anche allo slogan che era stato scelto quest'anno da Libera, che era Terra mia, cultura, cultura, e quindi uno slogan che ha messo al centro il territorio e la persona. E la piazza di Pieve di Cadore, il territorio, diciamo, della provincia di Belluno, è un territorio nel quale questa tensione deve essere massima. Lo vediamo anche purtroppo con i fatti di questi giorni, gli incendi. È un territorio fragile, è un territorio complesso, richiede un'attenzione molto alta perché non ci sia uno sfruttamento del territorio che mette a rischio il territorio stesso e la comunità che vive in questo territorio. E quindi anche attenzione alla gran massa di investimenti e di fondi che stanno arrivando sia per il PNRR che per le Olimpiadi, e che non devono essere lasciati in mano alla criminalità organizzata o alla speculazione, o più semplicemente alla speculazione. Infatti il discorso era proprio delle Olimpiadi che a volte dovrebbe essere un momento di grande anche così rilassamento, perché arrivano dei finanziamenti e delle cose, invece più che mai bisogna porre attenzione, perché poi ci si accorge che ineluttabilmente nel nostro paese i soldi prendono chissà quali strade impervie, no? Ed è quindi estremamente rischioso, quindi attenzione anche da parte dei professionisti, delle amministrazioni coinvolte, di chi deve seguire gli appalti, insomma ci sono tante entità che devono essere allertate, no? Sì, serve, come dire, un patto, lo diciamo da tempo noi come CGIL, fra tutta la società civile, a partire dalle istituzioni, al mondo economico, alle parti sociali, quindi noi come organizzazioni sindacali, ma anche l'associazionismo, di attenzione e ognuno per il suo pezzo, perché nessuno ha lo strumento per, come dire, vedere il tutto, e quindi ci deve essere una grande collaborazione nel quale anche, come dire, enti importanti come le università, adesso state facendo vedere degli estratti degli studi fatti proprio dal professor Parbonetti dell'Università di Padova, sono importanti perché ci aiutano con dati oggettivi a capire il fenomeno e capire dove rivolgere la nostra attenzione, mettendo in rete le nostre conoscenze e competenze. Ecco, diceva innanzitutto collaborazione con Libera contro le mafie, che dà un supporto però per la grandissima esperienza, poi ne parleremo anche del discorso dei campi di cui voi sempre vi siete fatti artefici, fautori, collaboratori attivi, però la cosa che deve interessare a tutti è che la nostra regione, lo vedevamo in 2 slide precedenti, è un terreno dove purtroppo prolificano le mafie. Abbiamo 4.159 aziende con infiltrazioni mafiose nel nord Italia, di cui ben il 21,2% in Veneto e circa 5-7%, 30.000 aziende veneto a rischio infiltrazioni. A rischio infiltrazioni vuol dire che comunque c'è stato un avvicinamento importante e la cosa è pericolosa. Poi la crisi tra l'altro acuisce, no, questi fenomeni. Sì, la crisi li acuisce, ma la cultura che si deve diffondere a partire come dire, dal mondo produttivo, dalle associazioni di rappresentanza imprenditoriale, è che ha un effimero vantaggio a breve termine che può dare i servizi che fornisce la criminalità organizzata. C'è uno svantaggio nel medio e lungo termine, non solo per l'impresa e per coloro che si sono avvicinati alla criminalità organizzata, ma per tutta la struttura economica e sociale del territorio. E gli studi che ci sono che sono stati messi a punto in questi anni ci aiutano proprio a capire questo, anche con dati oggettivi ed economici, quindi non ci sono più alibi per pensare che
ciò che mette a disposizione la criminalità organizzata, fondi, servizi, manodopera a costo più basso, che vuol dire sfruttamento lavorativo, vuol dire minor benessere delle persone, ma anche servizi come vedevamo nella slide precedente, acqua, rifiuti a costi più bassi, sono un danno per tutta la collettività, non sono mai un vantaggio, sono sempre un danno. E quando finalmente, e quando le forze dell'ordine e la magistratura, il cui lavoro è, come dire, è encomiabile, ma che non può che avvenire a fatti compiuti, riesce a sradicare la criminalità, il vantaggio economico che ne ricava il territorio è quasi immediato, a partire dai lavoratori per il rispetto dei loro contratti di lavoro, dei loro livelli retributivi, alle imprese che aumentano i loro guadagni, alla collettività che ha un introito maggiore anche di contributi da poi reinvestire nel territorio stesso. Ecco, ci sono peraltro dei lavori, diciamo dei settori che sono maggiormente coinvolti storicamente, che da noi sono questi: l'edilizia è in primis, con le attività immobiliari, poi il commercio, edilizia addirittura quasi il 30%, sono numeri importanti. E poi, come lei accennava, i servizi acqua e rifiuti, che uno non si aspetta. Dopo via via scendere abbiamo anche la logistica, i trasporti, alloggi e ristorazione 3,2%, l'informazione e comunicazione anche, servizi alle imprese 2%, fino ad arrivare ad attività finanziarie e assicurative che praticamente non ci sono aziende coinvolte, mentre fornitura elettricità e gas 0,5%. Sono tantissimi comunque gli ambiti coinvolti. Cosa vuol dire questo coinvolgimento, questi che sono in qualche modo entrati a contatto con attività mafiose, con soggetti, diciamo, in qualche modo attenzionati? Vuol dire che è un altro elemento del quale deve crescere la consapevolezza, che la criminalità organizzata non è più quella, mi passi insomma questa immagine che è quella che semplifica meglio, della coppola e della lupara. È una mafia, una criminalità organizzata molto evoluta, che è cambiata molto e che si presenta in maniera quindi più subdola e che più facilmente si infiltra nelle pieghe di una illegalità diffusa. E questo anche quello che bisogna capire e attenzionare. Il fatto che non ci sono atti, come dire, di grossa criminali nel senso di uccisioni, sparatorie, ma una infiltrazione subdola dentro il tessuto economico, anche dove non c'è come dire, il bisogno, perché sono un'organizzazione estremamente strutturata che lavora in maniera coordinata e quindi, ripeto, è importante che tutti i soggetti facciano rete per cogliere i segnali. Chiaro, io lo interrompo un attimo, pubblicità qualche secondo, poi ritorniamo insieme, che abbiamo anche i beni confiscati da parlare, tanto altro ancora, tra poco.